Non me ne vogliate, ma sono veramente, veramente contento di introdurre Franco Contu, il segretario di Progress. Grazie. Io me le sono scritte le cose, così non me le dimentico. Sono Franco Contu e sono il segretario di Progress, il partito indipendentista che compone questa coalizione. Penso che dobbiamo avere il momento chiaro della storia che stiamo vivendo, perché le difficoltà e le sofferenze che il nostro popolo vive quotidianamente sono sotto gli occhi di tutti, le viviamo tutti. Per cui penso che debba essere messa in circolo la moneta della fiducia, che è l'unica cosa anche per sfatare tutte quelle maledizioni in qualche modo che ci hanno tramandato e che sappiamo che ci vogliono vedere divisi e disuniti. In realtà non è così, lo dimostriamo quotidianamente in tutte le cose che facciamo. Io ho scritto solo una piccola cosa perché oggi è anche un giorno particolare, ve la voglio leggere, ed è questa. Allora, il vero male della nostra società è tenersi tutto dentro. Sono gli angoli della società che dobbiamo smussare, di modo che nessuno ci possa finire. Sono le linee rette che ci stanno separando, il bianco e il nero, il sì o il no, che ci stanno portando alla deriva come popolo. Sederci in cerchio vuol dire pensarci in un domani in cui avremo sempre qualcuno a fianco con cui poterci confrontare, sostenere ed insieme agire, in cui non sarà pensabile morire soli dopo aver passato una vita riempiendo un vuoto con i mali che non riusciamo a condividere. Per questo motivo voglio dedicare questa giornata, la mia personale giornata oggi, a questa grande forza che ci stiamo dando l'uno con l'altro, a una giovane donna scomparsa esattamente un mese fa, Federica Cardia. La voglio considerare un esempio di come è possibile vivere donandosi completamente, e da lei voglio trarre un unico insegnamento: non c'è fine al bene che si può lasciare e non esiste limite che si può imporre alle nostre azioni quando abbiamo il sostegno e l'amore di una famiglia, di una collettività, di una comunità, e quando si vive con la consapevolezza che la vita è una ed è di tutti. Sapere che nulla ha un senso se non ci consideriamo parte di qualcosa di più grande, di comune, che può essere chiamato in tanti modi, ma che si manifesta sempre nella stessa maniera, un senso di fratellanza che non ci fa sentire abbandonati e soli. Ricordo Federica perché è dalla sua storia che dobbiamo reinterpretare la nostra e dal suo punto di vista che dobbiamo guardare allo stato delle cose. Così facendo potremo dare il giusto valore alla vita e il giusto peso alle nostre scelte, trovando ridicolo ogni pretesto per continuare a pensarci in conflitto, in uno scontro tra la nostra sopravvivenza sociale e l'avidità che ci spinge a sopraffarci. Sento questo, che è veramente giunto il momento di stare tutti vicini, tutti uniti per cambiare le cose, perché le cose si possono veramente cambiare e perché la Sardegna possibile è veramente alla nostra portata. Grazie.